Cari telespettatori, benvenuti su questa rete, soprattutto benvenuti su Medicina a Confronto. Questa sera vi ricordo che c'è una fortunata serie televisiva e anche divertente qualche volta, se non parlasse di atrocità umane che sono successe tanti anni fa nell'Estremo Oriente. C'era una serie televisiva di medici in prima linea. Yar aveva dei risvolti anche molto simpatici. Quali sono i nuovi e moderni medici in prima linea? I medici di famiglia, i vostri medici di fiducia, i cosiddetti medici di base. Questa sera abbiamo con noi Patrizia Mazzonetto, medico di base. La sua vita si svolge tra famiglia da una parte, i malati dall'altra e i problemi che la Spending Review sta dando. Ve la presento questa sera con molto piacere e la ringraziamo di essere qui con noi. Patrizia, grazie. Prego e grazie per avermi invitato ed essere alla tua presenza. Ecco, Patrizia Mazzonetto è un medico che buca il video, ha la simpatia dei suoi pazienti e ho trovato sempre solo pazienti che parlano molto bene di te. Sei molto amata dai tuoi pazienti e molto seguita, però è anche vero che tu spendi molto nel seguirli e addirittura riteniamo che tu sia una delle poche, o perlomeno un bel esempio di medico che telefona nelle strutture per avere, per i tuoi pazienti per i quali hai qualche problema, telefona per avere canali privilegiati, vi segnalo che c'è questo, ho bisogno che mi facciate questo presto, ho un paziente che non sta bene, e questo è il tuo carattere. Certo, non farmi arrossire intanto, cominciamo subito, sì, è nel mio carattere, perché vedi, io non sono figlia di medici. Ok, quindi senza nulla togliere ovviamente, però vengo da una famiglia che avrebbe voluto tutto meno che un medico. L'ho fatto perché la cosa mi attraeva. Ecco, tu hai fatto medicina per passione. Sì. E in famiglia come l'hanno presa quando eri ragazza? Allora, mi hanno messo davanti tutti gli ostacoli. Il mio medico, tanti anni di studio. Gli anni di studio prima di prendere qualcosa, sì, conciliare la famiglia, sì, eccetera. Però il mio medico di base, sì, allora, quando ha saputo che volevo fare medicina, a un certo momento mi ha detto: va bene. Fai. Sono stata una studente un po' monella, sì, ok, poi quando mi sono laureata lui avrebbe voluto che io prendessi il suo posto, sì, non si poteva perché gli anni erano cambiati. Ma io ho tenuto per tanto tempo in studio un quadrino che lui aveva in sala d'attesa e quindi l'ho considerato un po' una continuità, che era un quadrino quelli da mercato, diciamo, no? Sai, che diceva: il medico prima ti spoglia, sì, e poi ti visita, invece, e poi ti ascolta, mentre l'avvocato prima ti ascolta e poi ti spoglia. E quando ero piccolina, quelle volte che andavo con i nonni, mi era rimasto impresso e lui non c'era più, ma il figlio me l'ha donato proprio per continuità tra me, senti, e suo padre. Da studentessa, sì, che cos'è che ti è piaciuto di più degli studi di medicina? L'ultima parte. Cioè, la parte delle cliniche, le cliniche. Non tutti gli esami propedeutici pesanti, no, lunghi. quelli no, ecco, quelli vanno bene proprio per, sì, gli studiosi, per inquadrarti, esatto. Eccetera, sì. Poi sarà perché oramai sei stato, però ovviamente. Hai studiato bene fisica, chimica. Sì, ecco. Sì. Chimica non mi piaceva granché, se però l'hai dovuta studiare. L'ho dovuta studiare, anche biochimica, sì. Biochimica mi piaceva, dura, sì, però sì, diciamo che è bello quando arrivi alla fine, cioè alla fine li ricordi tutti quando hai una persona davanti e vai a pensare al perché uno ha qualcosa, allora metti in moto il tuo cervello e torni non solo al quadro patologico, a quello che hai visto nelle cliniche, al quadro patologico che hai studiato, eccetera, ma anche a che meccanismo può essere. Senti, da giovane studentessa, quando hai fatto le cliniche, sì, poi hai fatto ovviamente tirocinio e frequentavi. Sì. E frequentavi, e mi hai citato nei nostri discorsi anche molti miei colleghi amatissimi, eccetera. Alcuni, ahimè, non ci sono già, sì, più. Allora, che cosa ti piaceva di più della corsia ospedaliera? L'ospedale di Padova allora era, sì, in gran fermento, se ti ricordi, sì, in quegli anni stavamo tutti lì, chi si preparava per i trapianti di cuore, chi studiava per l'immunologia, l'oncologia si stava sviluppando in maniera moderna. Allora, guarda, io ho fatto una parte del mio apprendistato, così di studente interna, a semeiotica, quando c'era il vecchio istituto di semeiotica, no? Quello che si diceva in dialetto in simiotica. Sì, ecco. Edoardo Ostoni, eccetera. Esatto, dove c'era lui,
che poi ha continuato a venire in reparto, perché poi io sono stata in patologia medica terza, che era diretta allora dal professor Cesare Scandellari, e praticamente lui veniva un giorno alla settimana e si discutevano i casi clinici, molto prima che ci fosse tutta questa moda, dai facciamo il case report, no? Quindi come, si discuteva sempre con lui, ecco, vediamo un po' come fare, che cosa avreste fatto, si discutevano i vari aspetti e soprattutto c'era quello che adesso fa molto il dottor House, ma che credo che al professor Ustoni non andrebbe mica tanto bene, ecco. Perché era proprio lo studio di tutte le possibilità a fronte di un certo sintomo e di un certo segno. Ecco, comunque della clinica di allora, della corsia di allora, era il rapporto. Cioè, come diceva, e vorrei citare un medico che c'è ancora, in pratica ancora, nonostante gli anni, che è il dottor Mozzi, persona molto seria, ecco, cardiologo. Era il nostro cardiologo di reparto, aveva un problema, andiamo da Mozzi e vediamo cosa dice. Lui diceva, vedi, in ospedale, anche se vai a prendere un caffè, okay? Sai che a volte dicono tutti sti camici bianchi che sei al bar, no? Che sono al bar. Allora, anche se vai a prendere un caffè, in realtà tu fai clinica. Perché andando parli, hai presente la persona che è così, si così, discute, così. Discuti si impara, della si persona, certo. Oppure se sei giovane ascolti i più grandi che si parlano. E poi ti ritrovi e dai esattamente... C'era un approfondimento diagnostico che era corale, cioè tutti si voleva arrivare a un risultato. Non è che adesso ti presentano il caso e poi vediamo, cioè, se è giovane, se la fase... Cioè, adesso c'è lo specializzando che fa una gestione troppo approfondita del paziente, secondo me, e si rischia di perdere del tempo e anche denaro nel prolungare la degenza prima di arrivare a una diagnosi. Sì, no, ma al di là di questo... non conosci la persona, perché in reparto una volta sapevano i pazienti, le persone, adesso vogliono che li chiamiamo utenti, ma sono i pazienti detti appunto con affetto ovviamente, no? Ecco, ti conoscevano che eri tu che stavi arrivando nella loro stanza. Sapevano quando c'era il giro, sapevano già da fuori dalla porta, prima che tu entrassi, già avevano idea di che umore c'era, che cosa sarebbe successo e così via. Sapevano anche che se tu in quel momento non avevi del tempo, l'avresti dedicato più tardi. Avevi un rapporto anche in ospedale tra persone che si rispettavano. Cioè sapevano che erano lì per un problema di salute e che tu eri lì per loro. Ma era loro. Era la Maria, era Tony, non era bianco, caucasico, 70 anni lo perdiamo, non era questo. Per cui sapevi le storie, sapevi che a casa avevano, che so, 5 nipotini o avevano il figlio che, non so, si sposa, il lavoro, eccetera. Vivevi, e io adesso questo lo vivo molto di più come medico di famiglia, vivevi le loro storie. Adesso invece ti vogliono togliere la vita di queste storie. Io forse sono romantica in questo. Però... arrivando alla scelta poi di fare il medico di famiglia, tu l'hai fatto volentieri per quale motivo? Allora, io sinceramente non ci avrei mai pensato di fare il medico di famiglia, perché ero un po' anche invasata, no? Ho passato questo periodo. Poi per una serie di circostanze, questo perché i miei dicevano ma dai fai domanda, mettiti in graduatoria eccetera, il mio medico di famiglia che diceva perché, quindi l'avevo fatta. Ero in un periodo un po' così che non sapevo, ero in poi l'ospedale non faceva concorsi, i posti erano pochi. Sì, esatto, ero in dottorato di ricerca, fatto un po' così, non proprio con una presenza assidua, ero diventata mamma. Non eravamo tutelati perché poi c'è tutta la storia, ecco, che gli specializzandi di vecchio corso lo conoscono bene e di punto in bianco è venuto fuori che c'era questa possibilità e io l'ho presa al volo. Senti,
possiamo dire la zona, l'area, tu eserciti nell'area del bacino, i colli euganei, bacino termale euganeo-veneto, ecco, nei colli, e lì sei molto conosciuta tra i pazienti, tra i residenti ovviamente, e hai un grande affare. Voi lì avete una particolarità, siete pochi ma buoni, si diceva, cioè tra medici di famiglia vi date una mano. Certo. Avete sempre avuto, per esempio, una cosa che vi ha contraddistinto, il libretto sanitario scritto da ciascuno di voi con le patologie, i farmaci, eccetera, a mano, che il paziente portava anche in ospedale o anche ad altre visite. Per cui c'è sempre tutto, cioè voi avete sempre collaborato in questo, quindi eravate pronti anche a sostituirvi, anche a lavorare insieme. Certo. Ecco, cosa cambia adesso con la medicina di famiglia che il decretone, che ancora deve diventare ovviamente legge, ma questo decretone di cui si parla vuole proporre? Cosa cambia a te, lì, a voi medici di famiglia della zona del bacino termale? Allora, devo dire che noi, intanto, questa cosa qui la stiamo già in parte facendo, ok? Nel senso, noi come medici del bacino termale, di uno dei comuni del bacino termale, già praticamente formiamo un'unica unità. Anche se ognuno è nella propria sede, nel proprio studio, secondo i propri orari e secondo le proprie modalità. Però un collega è in ferie, un collega è in malattia, può succedere. Ecco, c'è un congresso o c'è una urgenza di medicina generale, non di pronto soccorso. Se tu sei aperto, hai il tuo studio aperto, la persona può venire comunque da te. Ha il tuo numero di telefono, nel senso che ciascuno di noi lascia un recapito telefonico ai propri assistiti. Quindi vi sostituite già tra di voi? Sì, e avendo il libretto, avendo questa consuetudine... Il libretto adesso non c'è più questo, sta perché diventando un'altra cosa, elettronica. Anche perché poi c'è il problema delle grafie, ovviamente, no? Se tutti scrivono come me, sai, no? Le nostre grafie da medici, anche perché le fai sempre in corsa. Diciamo che adesso abbiamo quasi tutti un programma compatibile l'uno con l'altro, prossimamente faremo la medicina in rete, per cui viene la persona assistita... Quindi il computer ce l'avete tutti? Tutti, praticamente. E può dialogare tra di voi? Prossimamente dialogheremo tra di noi. Quindi tutto sommato Balduzzi non sta inventando nulla? No, per quanto riguarda il Veneto non sta inventando, qui proprio... Senti, anche la spending review, la Regione Veneto per la sanità ha già fatto dei tagli, ha già dato delle linee, quindi eravamo già molto allineati. Voi come medici di famiglia, al di là di quello che dicono i sindacati professionali che sono fatti solo per fare un po' di movimento, soprattutto per avere delle contropartite economiche, ma voi invece come medici di famiglia, cioè quelli che lavorano, siete già a buon punto. Insomma. Allora, guarda, noi siamo praticamente controllati dappertutto, perché ogni singolo farmaco che noi prescriviamo è noto. Va già nel computer dell'USP. C'è già nel computer dell'USP, poi abbiamo adesso anche il bel numerone di 12 cifre circa, hai capito, che identifica che tu hai fatto qualcosa. E arriva anche direttamente a Roma, se non mi sbaglio. Comunque la Regione fanno statistica, insomma. Sì, ecco. Ogni 3 mesi noi abbiamo il nostro rapportino che ci arriva sui farmaci che noi usiamo. In Veneto abbiamo già il suggerimento di usare farmaci a brevetto scaduto. Poi questo vi dà problemi usare i farmaci cosiddetti generici, generici di qualità in genere? Diciamo che è un problema aperto. Il mio personale punto di vista è che non cambia, nel senso, a me scrivere un prodotto con il suo nome chimico personalmente va benissimo. Non dà nessun fastidio. Perché se una cosa è, deve essere. Cioè se io compro mele golden, mi dai 5 mele golden, che poi siano 5 mele che vengono dalla fattoria Stauber piuttosto che dalla Mazzonetto, va benissimo. L'importante è che siano mele golden. Quindi chi fa il controllo qualità lo deve fare come deve essere fatto. Sulla molecola. Sulla molecola e sul modo di fare la molecola. Quindi non tocca a me, io non so, per me io posso aprire una qualsiasi compressa, cioè posso vedere un insieme di sostanze macroscopicamente, il colore, la grana, eccetera, ma io non so dire se quella compressa
è esattamente quello che hai dichiarato, non sono io che faccio il non controllo spetta neanche qualità. a te, insomma. Quindi. Ecco, quindi Per te prescrivere il farmaco col nome chimico e soprattutto usare i brevetti scaduti, nel senso che usare farmaci che commercialmente diano un risparmio, non dà nessun problema, no, purché siano efficaci. Purché siano efficaci e controllati. Devono rientrare sempre nelle famose linee guida o devono rientrare nella buona pratica clinica? Ecco, come vi ponete? Perché questo è il grande dilemma che hanno i medici di famiglia adesso. Ecco, ma allora bisogna che ci facciamo una domanda. Che cosa sono le linee guida e che cos'è la buona pratica clinica? E poi chi ha fatto queste linee guida? Perché sono, è vero, le associazioni scientifiche, però poi ci sono i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, che è gente come me e come te che è lì per qualche merito anche clinico-scientifico, ma anche altri meriti, cioè di assonanza con alcuni gruppi o farmaceutici o canali anche di tipo politico. Allora, adesso tutti questi soloni fanno medicina, anche perché alcune volte queste persone hanno molta meno pratica di voi. Certo, ma allora io ti faccio riflettere su una cosa, su un modo di fibrillazione atriale, ok? Diciamo così. Una volta, se uno era in fibrillazione atriale, davi digitale, punto. Sì. Ecco, vuoi non digitalizzare un paziente? Questo fino al 1975, lì erano tutti digitalizzati. Una persona anziana non ce la faceva, dagli un po' di digitale, che va bene, ecco. E avevi dei risultati. Ed eravate bravissimi nel non superare le dosi, le dosi di saturazione. Di tossicità, eccetera. No, ecco. Poi c'è stato il momento in cui se davi una digitale, perché questo dicevano le linee guida emerse dai grandi congressi, che dicevano eri un criminale, hai dato la digitale, ma non si dà la digitale, no? Lo sai benissimo. Ecco. Adesso però la digitale è ritornata. Non sarà più digitale a tu cur sempre chiunque entra. Però c'è. Non sei più un criminale, anzi è contemplato e si è visto che rallenta la frequenza in realtà in certi casi e così via. Allora, le linee guida hanno una scadenza? Nel cuore non ipertrofico dell'anziano può essere utile, riprende tono. Per cui a un certo momento devi fare in base alla persona che hai davanti. Allora diventa buona pratica. Ma chi la decide la buona pratica? Esatto, chi la decidiamo noi o la decide il giudice? Dall'altra parte, chi ce l'ha davanti? Il malato, il medico. Ecco sì, adesso c'è il problema della medicina difensiva, che è un altro grande problema. Perché lì a un certo momento ci chiediamo, penso che anche tu ti chiederai questa cosa, chi comanda, chi guida? Cioè mi sembra di essere a volte... Tutta la mia esperienza me la gioco in quel momento e ogni volta, perché qualunque venga a giudicare del mio operato può trovare qualcosa che non va. Cioè diventa veramente una... d'altra parte la medicina non è matematica. No, è una scienza ma è anche un'arte. Non so cosa ne pensi tu, ma per me... Specialmente la terapia diventa l'arte del poter interpretare il problema del paziente per poterlo aggiustare un momentino. Senti, rifaresti ancora il medico di famiglia? Sì. Sì? Sì, mi piace. Dopo tanti anni ti piace? Mi piace. Mi esaurisce, ma mi piace. Sì. Senti, però non lavori un po' troppo. Secondo me con le nuove norme lavorerai meno. Sì. Allora, in base a quello che dovrebbero essere, se noi ci mettiamo insieme come già... Alto là, adesso ci interrompiamo per la pubblicità. Tra 2 minuti la dottoressa Mazzonetto vi dirà perché lavorerà di meno facendo quello che vuole il Ministero con i medici 24 ore su 24. Eccoci sempre qui con la dottoressa Mazzonetto. Allora Patrizia, ci spiegherai perché lavorerai meno se passa la spending review della sanità del ministro Balduzzi? Ma è molto semplice, ok? Ci divideremo le ore di lavoro, le persone che possono avere bisogno di noi per un tot tempo, una piccola frazione. Cioè, se noi dobbiamo avere gli ambulatori aperti 24 ore su 24, vuol dire che non posso io lavorare 24 ore su 24, ok? 12.
Va bene. Che già le fai praticamente. Sì, sostanzialmente credo che ogni medico di famiglia ormai 10 ore al 10 giorno, ore al giorno le ecco, fa, sono costanti. Poi c'è il giorno più, il giorno meno, eccetera, però 10 ore. È vero, il sabato non lavoriamo molto, anche se è vero, perché c'è la guardia medica, perché noi ci turniamo e così via, ma le persone che sappiamo, con cui abbiamo un canale aperto, perché c'è un problema particolare o altro, noi andiamo lo stesso. Non c'è sabato, non c'è domenica. Questo vorrei che si sapesse. Ecco, chi ci ascolta, qualcuno la ha avuto responsabilità modo. deontologica, insomma. Sì, perché si crea un rapporto di fiducia, sì. Okay? Oppure dici al collega, guarda, io non ci sono, però se ti chiama... Il tale, chiamami. Ecco, sì, oppure fammi sapere, oppure sappi che è questo, questo, questo e questo. Sì. Cioè ci diamo le consegne, non su tutti, ma su quel caso che ti sta a cuore, perché è particolare, perché è critico, perché può essere anche la conclusione di una vita. Lasci la conclusione di una vita, i documenti ad un altro, può succedere, certo. Ecco, per carità se è imprevisto, ma se è la persona che conosci, di solito cerchi di essere tu che fa questa cosa qua, per quanto sia brutta, uno dice così, è triste più che brutta, sì. È la vita, ovviamente c'è anche questo. Comunque lavoreremo meno perché? Perché ovviamente significa che gli ambulatori dovranno essere, gli studi aperti. Aperti 24 ore. Bene, allora, che cosa significa? Stesso luogo? Se è nello stesso luogo vuol dire che io faccio 6 ore magari, mi subentra un altro collega, ne fa altre 6, subentra un altro collega, altre 6, 6 per 4, 24, 4 colleghi hanno coperto un giorno. Ma i colleghi della notte però sono quelli della guardia medica. Che adesso dovrebbero essere quelli della guardia medica, sì. Se è quello che noi abbiamo, ecco, quello che dovrebbe succedere quantomeno da noi. Quindi sono 6 e 6. Lavoro 6 ore okay, di ambulatorio, meno delle 10. Ho le mie visite dei pazienti, ovviamente, che seguo a domicilio, perché abbiamo delle persone che sono in condizioni di criticità o sociale oppure per malattia, che vai a seguire a domicilio, hai comunicato all'USL che vai e poi hai finito, non hai più un cellulare da consegnare. Cioè, per certi versi diventa più ospedaliera, quasi... Ma voi avete già una struttura così, vero? Perché avete un sistema funzionale per territorio. Allora, adesso ci sono le cosiddette UTAP, cioè sono dei consorzi di medici in uno stesso edificio, che in qualche maniera si turnano. Questo, ci sono 2 realtà nel bacino termale dove sono io. La realtà invece mia specifica è che ognuno sta nel proprio studio, ovviamente, e poi coordina, cioè comunque si coordina con l'attività degli altri. Generalmente cerchiamo di avere sempre il rapporto di fiducia con le persone che ci hanno scelto, ovviamente. Però se appunto succede, hai un febbrone 39 e non può andare Gianluca, va la Patrizia, non succede niente. Poi la Patrizia riferirà a Gianluca quello che è successo. Senti, l'ULSS, le aziende sanitarie locali, vi controllano, vi marcano strettamente. Sì. Loro pensano, ci sono state tante cose, e hanno pensato intanto che il numero di medici creasse spesa. Sì. Allora diminuiamoli. Facciamone meno, in realtà adesso mancano medici, poi parleremo anche di questo, mancano e mancheranno nonostante tutto. Poi hanno pensato che l'alta diagnostica è costosa, tutti vogliono l'alta diagnostica, un momento, ma non è che l'alta diagnostica la si fa così, l'alta diagnostica in alcuni casi è obbligatoria, in altri casi è indotta obbligatoriamente dal solito problema della medicina difensiva, e poi ne parleremo, o dal rapporto con altri colleghi che vogliono questo. Allora, ecco, dimmi tu la tua esperienza. Capita a tutti che viene e uno dice, guarda, mi devo fare la risonanza perché ho male a un piede. E perché? E cosa è successo? Ma sono 15 giorni che ho male al piede. Mi ha detto il tizio, il quale è laureato e quindi si arriva al perché. Cioè, il laureato in quelle scienze mediche. Abbiamo adesso che la medicina, ecco, glielo spieghiamo. Sì, spieghiamolo. Allora, noi siamo medici, vecchio corso, vecchio ordinamento, 6 anni, specialità, dottorati e quello che era. Quindi anni, ecco, e poi continui esami ad acquisire, di Stato, eccetera. Ecco. No, anche gli altri hanno gli esami di Stato, però si sono create delle figure di tecnici, ovviamente, che
dovrebbero affiancarci o quantomeno che fanno da corollario a quello che è la nostra attività. Solo che a questo punto non si sa più chi fa che cosa fa, perché può succedere che dici guarda vai a farti un massaggio alla colonna vertebrale perché noto che c'è questa contrattura, c'è il problema della postura, vai da questa persona e vedrai che ti darà una mano per rimetterti a posto. La prima cosa che questo tecnico, questa nuova figura, di terapie fisiche, in questo caso sì. Di riabilitazione o altro, dice ma qua senza una risonanza, se ho già fatto magari altre meno pesanti, una radiografia, mi mostra che c'è un atteggiamento scogliotico, non è che facciamo la risonanza, cosa lo facciamo? Cioè abbiamo gli studi, poi tu lo sai, se posso citarlo, è un vecchio studio, ma così evito di dirlo tante volte, no? Ecco. Ernie del disco, le conosci molto bene, no? Ecco. Allora, succede il famoso studio, 6.000 persone studiate, 3.000 con risonanza magnetica fatta per problemi alla schiena, 3.000 fatta per altri problemi, se non ricordo male i dati perché gli anni passano, ecco. Di questi, la maggioranza che aveva fatto una risonanza per problemi diversi non aveva un'ernia del disco, ecco, rispetto a quelli che avevano fatto la risonanza per il problema dell'ernia del disco. Allora, non voglio togliere niente al determinato tipo di metodiche, eccetera, vanno benissimo, però dobbiamo usarle con un certo criterio. Noi ci troviamo come medici di famiglia a dover fronteggiare un'enorme richiesta di salute, di prestazioni sanitarie che vengono indotte da professioni corollario della professione del medico e parasanitarie. Cioè, può capitare che il parrucchiere mi dica, oppure venga la Maria e dice, ma ha detto la Elisabetta, la mia parrucchiera, che ho l'alopecia. E dice, accidenti, non me ne sono accorta, vediamola, per carità, è vero. Però che mi dica, sai, la mia parrucchiera mi ha detto che se io digrigno i denti di notte ho mal di schiena e quindi devo andarmi a fare la risonanza perché di sicuro ho un'ernia. Sì. Capisci che la cosa... Poi succede che dici no, non la fai, no, non la fai, se la faccio, non la faccio, io ho male, così via, fai questa cosa, no? Un po' alla Alberto Sordi, poi la fai e magari c'è anche ragione, hai capito? Sì. Quindi tu stessa diventa... Però la domanda sanitaria è indotta da altri, non da una tua scelta, insomma. No, ma lo devi fare perché se poi succede, cosa rispondi? Ne rispondi anche. Sì, perché sono io poi alla fin fine, sono la responsabile della spesa perché pongo la mia firma. Sì. Ma nello stesso tempo, se non la pongo, sono responsabile uguale. Sì. E certe cose non sono sempre ponderabili. Magari quell'ernia indotta da Elisabetta, la parrucchiera, non c'entrava niente con il problema che c'era. Magari viene fuori che c'è una lesione ossea di altra natura che a volte una radiografia può non essere sufficiente. E uno dice, visto, se non facevo questo, se l'Elisabetta non mi avesse detto di farla, io allora... E ormai non è più un consumismo sanitario, è una quasi necessità di fare accertamenti per stare dalla parte della sicurezza. Sì, esatto. In Veneto si dice, lo sai come si dice? Sì, pararsi il sederino, no? No, stare dalla parte del formentone. Formentone, che sì. Dai, diciamolo. E sono quelle cose che ormai sono diventate di prassi. D'altra parte poi vediamo che anche nella medicina compassionevole, pur autorizzata dal Ministero, dall'AIFA e compagnia bella per le staminali in quella bambina, un giudice all'inizio ha dovuto prima sospendere, poi autorizzare la cura per i benefici indotti, però stando attenti che quella cura però non è una cura ma è una palliativa, vabbè, insomma, cioè mi pare che tutti si interessano di sanità e alla fin fine chi deve controllare i medici dovrebbero essere all'interno forse dovremmo della struttura. Essere noi, sì. Cioè, già noi abbiamo, e lo possiamo dire, qualche problema. Sì, allora noi abbiamo un ordine che ci controlla e lo possiamo anche dire, forse non neanche ci... scusa Presidente dell'ordine. Non ci tutela. Ecco, no, ecco, perché se abbiamo un problema non è che ci troviamo di fronte alla madre amorevole che ci dice vieni qua piccolo mio, cerca di non farlo più, non è questo, anche se viene spacciato a volte questo discorso, non è vero, cioè noi siamo
severi verso noi stessi. Forse non appariamo all'esterno così severi, però in realtà c'è una severità, perché se Gianluca fa un problema grosso, per carità, sei più grande rispetto ad altri, ma non ti risparmia, il Presidente non ti risparmia. Nessuno ti risparmia. Assolutamente. Senti, alla luce di tutta questa esperienza, di tutti questi anni di lavoro, di queste patologie che hai visto, di questi centinaia di pazienti con i quali hai convissuto i loro problemi, a un giovane consiglieresti di studiare medicina? Se gli piace l'essere umano, sì. Ma quanto gli deve piacere? Quali sono secondo te le caratteristiche per i nuovi medici? Allora, devi essere, forse devi amare proprio, amare l'arte. Sì. Potrei dire questo, l'arte. Cioè, se a te piace l'apparato locomotore, ma ti piace in sé, allora vai a fare ricerca, ok? Se ti piace l'apparato locomotore in quanto trasporta un cervello, un cuore, inteso in questo caso in maniera romantica come sede di emozioni, ok? Allora puoi fare il medico. Cioè esiste lo studio di medicina per la biologia che ci sta, ovviamente che ci forma, per lo studio del perché ci comportiamo, ecco, in un determinato modo e così via. Però esiste poi lo studio della medicina e la pratica del medico per la persona in sé, per chi hai davanti, per come si comporta, per come si muove, per come si relaziona con te, per come si relaziona con gli altri. Cioè se tu ami l'essere umano, quindi, sia quando è noioso e petulante, sia quando, hai capito, è sofferente, sia quando è allegro. Cioè l'amore allora, per l'uomo. Sì, tu devi amare il genere umano, se no, se sei il misantropo, no. L'amore per l'uomo. E attenta, cosa pensi di questi accessi programmati alla facoltà di medicina? Allora, il modo poi di fare questi accessi. Guarda, ti dico solo una cosa. Sì. Io sono una studente che, monella, l'ho già detto prima più o meno, che sono stata una studente monella. Se io avessi dovuto vedere i test di programmazione, di medicina di adesso, perché adesso avrei delle difficoltà a superarli, sinceramente. O meglio, non me ne ricordo tutte le cose che avevo quando sono uscita dal liceo e che le sapevo, ero molto pronta, molto più fresca, molto più interessata al tutto. Okay? Ah, ma adesso chiedono i canzoni, i cantanti. Allora lì sei proprio bocciata subito, seduta stante, bocciata. Ti chiedono cose strane. Ecco. Però, oppure chiedono cose molto particolari, magari di anatomia, che tu ancora devi studiare, perché non puoi essere quella del liceo. No, ma quello che voglio dire è questo, non sono d'accordo, o meglio, io se avessi fatto a 18 anni i test di medicina, sono convinta che li avrei passati, appartenevo ai secchioni cosiddetti, ok? Però poi ho avuto un periodo della mia vita come studente di medicina in cui ho fatto di tutto meno che studiare. Il rifiuto del nozionismo. Insomma, totalmente, sì. Cioè, mi sono trovata catapultata, io venivo da un liceo molto piccolo, un liceo di provincia, e quindi, hai capito, lì eravamo in 15 in aula, tutti coccolati e così via. Mi sono trovata in un mondo, cioè, è come essere, non sono studente di adesso, abituato adesso ad andare ad Harvard, più o meno così da un punto di vista emotivo. E c'è stato un ripensare. Poi io ho ripreso, ecco, mi sono così dedicata a varie attività collaterali, ho curato lo spirito, diciamo questo, e poi ho cominciato di nuovo a ristudiare, nel senso non ho mai perso il contatto e ho continuato. Cioè, il test di medicina, di accesso alla facoltà di medicina, mi avrebbe consentito di accedere, ma non avrebbe certamente garantito che io sarei arrivato fino in fondo. Come anche io ho tra le mie nipoti, una persona che ha fatto il test di medicina, è arrivata entro il numero magico, questo parliamo di ancora i primi anni di... Ecco. Però non ha concluso il suo corso nei tempi che uno si sarebbe aspettato. Perché? Perché medicina è una cosa strana, o meglio, per me l'università è una cosa strana. Se noi pensiamo all'università
come scuola per perito posso capire, c'è un percorso. Però tu, quando decidi di fare l'università, vuol dire che per te lo studio è importante, cioè quella materia ti interessa. Tu devi diventare un cultore di quella materia. Posso arrivarci per strade contorte. È vero che è un costo, è vero che lo Stato paga per questo, però è anche vero che gli anni fuori corso li paghi e come, cioè non è che non li paghi. Poi ci sono anni di frequenza e anni in cui non frequenti alla fin fine. Allora, fare un numero programmato per medicina, quando comunque la stessa lunghezza del corso di studi fa selezione. Ti fa perdere della gente. Cioè, perché lo vedi in corsa, magari ti piace una cosa e poi dici no, questo non mi interessa. I primi anni sono molto duri, sinceramente. Oh sì. Perché lì, proprio per l'amore che hai verso l'essere umano, magari ti possono interessare anche le patologie. Magari dici, ma a me interessa, sai, il fegato, io non vivo senza il fegato, farai l'epatologo, ok, no? Però i primi anni credo duri, che tutti noi... Gli anni propedeutici sono duri. Sono effettivamente... Sono anni che selezionano. Sì. E quindi io personalmente avrei lasciato di più alla selezione naturale dell'università e lasciando poi gli sbocchi verso altre facoltà dove uno poi si sente più portato visto l'andazzo. Invece adesso non so se avremo... Ma di più, sai, hai notato anche che è cambiata la tipologia degli studenti, no? Certo. Tu eri una ragazza e c'erano un certo numero di maschi, adesso sono solo donne, quindi significa che negli accessi programmati i test di selezione selezionano mentalità femminili o psicologie femminili, evidentemente. Non è possibile che ci sia il 95% del corpo studentesco fatto da femmine. No, credo siano dei tempi di maturazione diversi. Qui dovremmo vedere, capito? Quindi allora, perché le donne sono più mature. Allora, io ho un figlio di 17 anni. Sì. Un figlio di 17 anni lo vorrei metterlo a confronto con una ragazza di 17 anni. Cioè, 17 anni e mio figlio è interessato dei giochi. C'è chi ha dei figli di 17 anni molto più vivaci. Ma dipende. Ecco, però generalmente vedo che quasi tutte le mamme... Sono più giocattoloni, ecco, ragazzi. Sì. Sono ancora i tuoi cuccioli, no? La ragazza di 17 anni devi stare attenta al cucciolo, casomai, ecco, come la vedrai più dall'altro punto di vista. Tu la vedi da questo punto di vista. Comunque è stato un errore, perché è un errore politico, perché lo paghiamo adesso, perché ancora per 10 o 15 anni avremo carenze di personale laureato in medicina e poi specializzato in specializzazioni anche delicate in cui... Pensiamo all'anestesia. E dove dobbiamo tirarli fuori? Dall'estero? Ma se continua così sì, ma allora io ho sposato un chirurgo, sì. Okay. Allora loro stessi si stanno rendendo conto della diversità che c'è tra loro, giovani chirurghi, e i giovani chirurghi di adesso. Allora, ciascuno di noi, una volta che aveva finito si era laureato ed era abilitato ad essere il medico, in realtà sapeva benissimo che aveva solo la patente per iniziare a guidare. Esatto, un attimo ancora. Tra 2 minuti dopo la pubblicità concluderemo anche questo discorso interessante della dottoressa Mazzonetto. Allora, siamo sempre con la dottoressa Mazzonetto. Sì. Allora, la differenza tra i giovani chirurghi di allora e i giovani chirurghi di oggi? Allora, i giovani chirurghi di allora innanzitutto avevano altri 5 anni di studio alle spalle, adesso ne hanno messi 6, per cui già fare il chirurgo al giorno d'oggi... Poi avevano un lungo tirocinio senza essere pagati, facevano le notti in bianco per stare dietro ai maestri, eccetera. Il cambio, quello generazionale, già me lo dice il marito, perché allora lui si ricorda che appunto per seguire, perché lui ha seguito anche Cevese, eccetera, lui è anche endoscopista e così via, e si ricorda i tempi, le ore passate con gli strumenti piccoli, o vedere arriva il professore, allora si opera così, e quindi vari aneddoti, ecco, che tutti noi sappiamo. I giovani, lui si ricordava, e quando era appunto qui in zona, perché adesso non è più qui in zona, a lavorare, che arrivavano e dicevano va bene, quanto mi dai? Io, appena finito la specialità, non chiedevo quanto mi dai, dicevo cosa c'è da fare.
Dopodiché, finito tutti noi appena laureati, se avevi una sostituzione o io non ero della generazione, proprio perché studente Monella, che è entrata in ospedale, che poteva fare un praticantato un po' più lungo e con magari qualche borsa di studio, però andavi lo stesso dalla serie, andavi, basta, cioè, ti pagano. È un no, investimento vai. per il futuro. Cioè, io avevo il compianto dottor De Besi, Leopoldo De Besi, è presente, l'oncologo, ecco. Lo voglio dire perché è stata una figura bella, ricordiamo anche le persone che non ci sono più. Era difficile avere in consulenza di reparto il dottor De Besi. A un certo momento io avevo delle urgenze e così via, e ho detto, senta, ma io ho necessità. E lui mi disse, guardi, se lei mi vuole, io sono in ospedale alle 7, 7 e mezza, io ci sono. Se lei vuole, io vengo a quell'ora. E io gli ho detto, ci sarò. Bene. E da quel momento tu da io... non strutturata? Da non strutturata, non pagata. Sei andata alle 7, 7 Andavo e mezza? E io ero l'unica che riusciva a avere la consulenza del dottor De Besi, oncologo, al letto del che era paziente. Strapreso, sì, me lo ricordo. Quindi senti, sono mondi che ha cambiano. dedicato la vita alla medicina, il sì, dottor sì, De Besi, ricordiamolo, permettimi questo. Sì, la sorella è mancata in una certa maniera, lui è mancato, c'è un grande fratello che fa il medico di base, ancora allievo della semeiotica. Allora, senti, la medicina è cambiata perché sono cambiati i medici, ma si è tecnicizzata. Voi medici di famiglia, come vivete la tecnologia degli ospedali, della diagnostica, nei riguardi dei pazienti che dovete gestire? Come vi aggiornate anche in queste cose qui? Allora, un po' di aggiornamento lo facciamo chiamando voi colleghi a volte, almeno io vi chiamo. Tu lo fai, sì. Punto, no? Ecco, così almeno si è anche un po' meno soli. E tra l'altro con le AFT, questa cosa, no? Delle associazioni, forse dovremmo essere un po' meno soli se viene fatta come... diciamo FT, associazioni funzionali territoriali. Esatto. Per il resto... Cioè il contatto con i colleghi è importante, perché così anche conoscete le nuove metodiche, cosa è meglio fare di questa, di quell'altra. Ecco, discutere, mentre molti medici di famiglia invece prescrivono e si disinteressano. Sono chiusi nel loro regno. Questo in parte, però sta cambiando, cambiando molto questo. È che abbiamo... Cioè, con il discorso della spending review che noi abbiamo già da molto tempo, hai capito, no? Ecco, sentiamo il peso di quello che scriviamo. I malati come reagiscono a questa spending review, a questo fatto che voi un po' stringete? Capiscono o no? Insomma. Allora diamo un messaggio da questo posto. Allora sì, direi, forse dovremmo noi, come medici di famiglia, spendere un pochino di tempo e spiegare. Cioè, quando noi chiediamo un'analisi che non è utile, ma che ci viene indotta da altri, cioè non è utile, può essere utile per il cuore, ma non per l'aspetto fisiologico che vogliamo controllare. Togliamo delle risorse agli altri. Cioè, se io ho la scoliosi, è ovvio che devo cercare di perdere peso, cercare di muovermi di più, di fare della ginnastica, ginnastica per età dolce, non devo, smetto di fumare per evitare che il cuore ne risenta e quindi posso muovermi un pochino di più, la macchina la lascio da parte, posso usare un bastone se zoppico, ecco, tutte queste cose qua. È inutile che vada a fare una risonanza che mi dimostri che nella mia scoliosi c'è una riduzione dello spazio tra una vertebra e l'altra e un disco ne soffre. È ovvio, cioè, lo so, ma magari questo può essere utile a un'altra persona. Quindi il tempo, una risonanza sappiamo che implica il consumo di tempo. Se tu a un certo momento puoi ammortizzare il costo della macchina, è il tempo. 24 ore sono quelle di una giornata. Quindi a un certo momento, se ci vuole mezz'ora per fare un determinato tratto per quell'indagine, per farne un'altra ce ne vuole un'altra mezz'ora. Abbiamo tolto questo tempo a qualcuno che magari ne aveva più bisogno. Quindi non è, hai speso vabbè, una risonanza, spendo 600, vabbè me la pago, ma non è il me la pago o la paghiamo tutti noi, è che quel tempo sarebbe stato più utile per un altro. Che poi, parliamoci chiaro, me la pago, in realtà sono tanti soldi, quindi spendiamoli bene. Certo, spendiamoli andando,
In palestra, anzi neanche in palestra, oddio, palestra va bene, però camminare, andiamo a fare la spesa, invece di fare la spesona che già siamo in epoca di crisi, facciamo la passeggiata, andiamo fino al negozio di sotto, ci facciamo una chiacchierata con cui troviamo. Sai cosa ho fatto io in studio? A periodi saltano fuori. Io ho regolato gli accessi per evitare di non uscire mai, no? Altrimenti sono sempre lì. E nei numeri ho scritto delle frasette in cui richiamavo i 10.000 passi al giorno, ok? Che non sono niente, perché se io faccio un passo da 20 centimetri vuol dire che faccio 2 chilometri se ne faccio 10.000, ma a forza di fare i 2 chilometri arriverò al passo da 30, ne avrò fatti 3 di chilometri. Ma in queste frasette scrivo: miglioro il cuore, miglioro il tono dei muscoli, miglioro il tono delle vene, ma miglioro il sonno. Miglioro la mia tendenza magari alla depressione, perché stai in casa, ti chiudi, guardi la TV, guardate ovviamente la trasmissione, ecco, guardi la TV, senti notizie ovviamente pessime, non esci fuori, perdi il contatto con i tuoi amici. Cioè, vedi i tuoi amici di un tempo appesi magari in quei quadrini appunto in cui si celebra una messa esequiale. Ecco, no, se tu vai fuori a piedi, migliori tutto, rivedi gli amici, parli, l'umore sta meglio, consumi meno. Prendi anche un po' di sole quando c'è. Prendi il sole della vitamina D, che abbiamo l'epidemia, esatto. No? Ecco, della carenza di vitamina D. Senti, quindi questa frase che adesso va molto di moda, la medicina olistica, tu fai il medico a tutto campo, vedi nell'ammalato l'intero essere umano e non quello col fegato e quello col colesterolo. No. Il professor Austoni, secondo te, faceva medicina olistica o faceva... Cosa faceva Faceva lui? medicina olistica. Quindi, vedeva l'uomo nella sua interezza. E lo vedi da quando si presenta fuori, la cosiddetta anticamera, che uno dice l'anticamera non serve a niente, o tutti così, no? Dall'avvocato nessuno sta a guardare ovviamente il tempo, no? Però da te, medico, lo guardano, ecco, ma in realtà tu fai ambulatorio, comunque cominci a visitare il paziente già da quando sta nella sala d'attesa. Certo. Perché lì riesci a capire gli umori, vedi anche se la persona che prima era tranquilla è nervosa o uno che era nervoso che è tranquillo, forse cominci già a percepire che c'è qualcosa che non funziona, che quindi magari lo devi chiamare prima oppure ti devi ricordare di vedere un determinato aspetto. Quindi la medicina olistica è una parola italiana che vogliamo far sembrare straniera. E poi va di moda, ma in realtà è la medicina. È la medicina. Questa deve essere la medicina. Senti Patrizia, io devo ringraziarti per essere stata qui con noi, ad averci raccontato questa esperienza di vita. Tu hai detto che il medico lo rifaresti. Faresti ancora la cosiddetta monella nei primi anni di medicina? Credo di sì. Sì, è indispensabile. Indispensabile per poi maturare. Come faccio a conoscere le persone altrimenti, se non ci sono passata? Allora ringrazio te, ringrazio ovviamente i tuoi pazienti che mi hanno sempre parlato bene di te. Ringraziamo Giovanni che ti sopporta e tuo figlio e il tuo bambino, il tuo giovanotto che un giorno farà il medico. No, non lo sai. No, forse il climatologo. Forse il climatologo. Grazie ancora di essere stata qui con noi. Abbiamo avuto un bellissimo colloquio con Patrizia, medico di base della zona termale Euganea. La dottoressa Mazzonetto, come avete sentito, è una donna medico a tutto campo. Grazie per averla avuta qui con noi, la ringraziamo molto e a voi, mi raccomando, vi aspetto alla prossima puntata e soprattutto buona salute a tutti. Buona salute a tutti.